Onorevole, momento di festa ma anche di impegno per la futura rappresentanza all'Ars, ecco, come rappresenterà le esigenze del nostro territorio? Avremo certamente a che fare con un Presidente che vuole spendersi per la Sicilia, vuole essere nelle condizioni di fare molto di più del suo predecessore. È una personalità che non per nulla è stato anche la seconda carica dello Stato. Con lui e insieme a lui confidiamo di avere un buon rapporto con Roma e soprattutto di riuscire a mettere fine alla confusione che c'è stato sempre nel nostro bilancio, perché dobbiamo dare certezza alle imprese che sono lì ad aspettare che i loro mandati di pagamento vengano regolarmente pagati e non attese infinite di 6-7 mesi con una serie di macchinazioni di natura tecnica che dovremmo necessariamente superare. Stamattina sui giornali si dava l'indiscrezione di un probabile assessorato alle infrastrutture, cosa c'è di vero? Ma guardi, non c'è nessun ragionamento in questo momento, il Presidente sta compiendo un percorso che è diverso dal suo predecessore, fa le consultazioni, incontra i gruppi parlamentari, vede di capire quali sono le idee programmatiche di ciascun gruppo, vede di comprendere quali sono anche gli impegni che vogliono i gruppi parlamentari ad assumere in ordine alle iniziative legislative. Probabilmente in un altro incontro daranno indicazione sulle deleghe, sugli uomini, ma poi sarà sempre il Presidente che, forte della sua autorevolezza e anche della sua saggezza, mi permetto di dire, dovrà certamente fare delle scelte. Le scelte saranno fatte nell'interesse dei partiti, dei gruppi, ma anche nell'interesse soprattutto dei siciliani. In queste ore a Roma stanno protestando contro il caro bollette, ecco, come Regione potete fare qualcosa in questo senso? Ma noi come Regione abbiamo certamente un piano energetico che è stato già approvato e abbiamo anche nel fondo FERS ipotizzato una quota di 5 miliardi 620 milioni che sono con destinazione energia. L'energia va in due direzioni di marcia, quella delle imprese per cercare di alleviare le bollette attraverso gli impianti fotovoltaici che servono proprio per consentire alle imprese di avere un supporto 100% da parte dell'Europa, e anche negli enti locali, perché gli enti locali che hanno delle somme ingenti impegnate nei capitoli di spesa, un eventuale finanziamento di queste strutture che consentono di sbloccare le somme, indicarle praticamente con destinazione diversa e soprattutto non pagare le bollette, che è una cosa diventata esagerata, si parla di bollette 3-4 volte in più e i comuni rischiano di andare in dissesto proprio per questo motivo. L'MPA si ristrutturerà come partito? Sì, certamente, questo è l'obiettivo. Faremo una riunione fra 10 giorni, 15 giorni qui con Lombardo, perché attendo una sua conferma sulla data, e l'idea è quella di organizzare una struttura di partito e anche di individuare un percorso politico romano con cui allearci per portare avanti le nostre iniziative. Non si tratta di rivendicazioni che vengono formulate a Roma come solita richiesta di chi ritiene di essere penalizzato, ma devono essere una richiesta di autonomia forte e consapevole che poggia l'idea sul federalismo e quindi sulla responsabilità della spesa e sulla capacità di ciascuno di noi di spendere bene per avere i ritorni sul piano ovviamente economico, sociale e del territorio. Come è stata questa esperienza? Lei ha preso oltre 2000 voti nella lista del Movimento. Sì, è stata un'esperienza più che positiva, nonostante il poco tempo, solo 21 giorni, sono riuscita ad ottenere un ottimo risultato, appunto 2200 voti, ma oltre al risultato quello che per me è importante è quello che sono riuscita a creare e a fare mio, tante belle conoscenze, tante nuove esperienze, insomma è un punto di partenza, un inizio, delle basi per un percorso politico futuro con l'onorevole Di Mauro.